Che senso ha rispolverare la tragedia del Vajont avvenuta il 9 ottobre 1963 e costata la vita a 1910 persone? Può essere, come avviene nel docufilm Vajont, una tragedia italiana, lo spunto per la lettura critica di quella che viene considerata una delle catastrofi per eccellenza del Novecento, sulla quale peraltro non è mai stata fatta piena luce. L'opera, presentata al Caffè Pedrocchi di Padova e sostenuta dalla Regione Veneto in collaborazione con la Fondazione Vajont, il Comune di Longarone ed un noto istituto bancario del territorio. Noi stiamo lavorando da anni, in questi anni, sul tema della cultura, che diventi poi offerta anche di qualità, che diventi offerta turistica e che diventi in qualche modo economia. Tutto ciò che facciamo è fare rete, fare sistema, in questo caso le produzioni cinematografiche, non una, più di una. E allora oggi stiamo parlando di Vajont, qualche giorno fa abbiamo parlato di Grande Guerra e l'abbiamo fatto prima con Olmi e poi con il film Fango e Gloria, abbiamo lavorato con la Biennale del Cinema, cioè tutte queste nostre nuove offerte che fanno rete e sistema, fanno un'offerta ampia per i veneti ma non solo per i veneti. Per un'altra operazione legata un po' al tema della Grande Guerra abbiamo sostenuto questo tipo di docufiction di fatto, di un filmato che è anche un documentario, quindi la capacità di mettere insieme la ricerca, quindi i materiali di archivio, i documenti con le storie narrate. Il lavoro è partito dai documenti processuali che sono stati da noi guardati e studiati approfonditamente nella sede dell'Archivio di Stato di Belluno, dove c'erano tutti i faldoni che riguardavano questa tragedia, e noi abbiamo ripercorso l'intera vicenda partendo da questi documenti. Personalmente, essendo anche superstite ed avendo fatto per tanti anni l'amministratore pubblico, quando sento e quando colgo che c'è un'attenzione mediatica nei confronti del Vajont, sto sempre un po' guardingo. Non riesco a togliere di mezzo, rispetto al mio modo di essere, come dire, critico sul tema, una sorta di pregiudizio, quasi una sorta di peccato originale. Ho avuto modo di vedere questo documento e, come mi è già capitato in passato con Martinelli, come mi è già capitato in passato con Marco Paolini, devo dire che è stato affrontato con la dovuta oggettività.